Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la cerimonia di aggiudicazione della borsa di studio Edoardo Abate, giunta alla 7ª edizione. Ci troviamo qui oggi per la premiazione relativa alla borsa di studio in ricordo della scomparsa di Edoardo Abate, fortemente voluta dalla famiglia appunto Abate, che da anni organizza questa borsa di studio proprio per ricordare il giovane scomparso. Vorrei ringraziare intanto la famiglia perché mi ha invitato, ma soprattutto i numerosi giovani che partecipano da anni a questa borsa di studio, perché con il loro apporto rendono viva e comunque anche più sentita questa manifestazione in ricordo di Edoardo. La borsa di studio, rivolta agli studenti delle scuole di secondo grado del Sorano, premia tra i vari candidati la personalità che più si è distinta nel sociale e nell'aiutare il prossimo, individuando in questa edizione la figura di Sukshan Kumar. Il giovane di origini indiane vive a Pescosolido da molti anni e alla morte del padre è riuscito pian piano ad occuparsi della sua famiglia e soprattutto di suo fratello affetto da disabilità motoria e cognitiva. Sono sempre orgoglioso dei miei alunni, non soltanto in queste occasioni. Ovvio che in queste occasioni il cuore si riempie di gioia, perché vedere l'eccellenza premiata per un dirigente è sempre una grande soddisfazione. Particolarmente quest'anno perché c'è anche un ragazzo dell'istituto professionale, una scuola che è sempre additata come scuola o negativa o scuola di serie B, che invece fa una formazione molto bella e molto efficace ai suoi alunni e li aiuta anche sul piano educativo. L'emozione grande, quella che ci accomuna tutti e tre i membri della commissione, che vedono oltre alla mia presenza anche la professoressa Clea Di Stefano e la dottoressa Eugenia Natale, è proprio quella di individuare la persona giusta, e per me sarebbero tutti meritevoli di premio, perché tutti hanno una storia, hanno dei sentimenti, hanno quelle virtù e quelle qualità morali che ricordano quelle che erano le qualità morali di Edoardo. Questa borsa di studio nasce non tanto per gioco, ma fortemente voluta dai genitori di Edoardo, da Mauro ed Angela, che credono ancora nei valori insiti in Edoardo, quindi l'altruismo, la solidarietà, l'amicizia, e quindi ogni anno ci troviamo con tante emozioni in gioco, sia perché conoscevamo direttamente Edoardo e sia perché ci fa piacere ancora vedere che, nonostante tutto ciò che si dice, comunque ci sono tanti ragazzi e tante famiglie con tanti valori, e proviamo a ricordare Edoardo trovando in questi ragazzi i valori che distinguevano lui e che mancano, a noi che lo conoscevamo, mancano tanto. Il premio in denaro viene donato ogni anno dalla famiglia Abate in ricordo del giovane Edoardo, ragazzo scomparso prematuramente anni fa e che nella sua vita si è sempre distinto per bontà e generosità. Il dolore per la scomparsa di un figlio e rinnovarlo ogni giorno è sempre molto complicato, però oggi questo dolore viene in parte attutito dalla soddisfazione di vedere tanti ragazzi, tanti giovani che con lo stesso stile di Edoardo si prodigano verso gli altri, e devo dire che questo è un seme che nella nostra società serve a contagiare un po' tutti i giovani, e quindi io desidero ringraziare non soltanto tutti i ragazzi presenti, quelli che quotidianamente si adoperano per gli altri, anche con un semplice sorriso. Nella classe avranno il vicino di banco che forse non gli è simpatico, però si sforzano di collaborare con loro, di fargli un sorriso. Inoltre voglio fare un ringraziamento ai docenti e ai dirigenti che si sono adoperati in modo così sensibile verso questa modestissima manifestazione, e invito anche le altre scuole a partecipare ancora più numerosi per le edizioni future.